Quando nasce la mia comicità? Sin da piccolo, sin da bambino a me piaceva scherzare, mi piaceva scherzare con gli amici, in famiglia. All'inizio ero appassionato di barzellette, poi crescendo ho iniziato a ribaltare le cose negative in sorriso. Ribaltare il negativo in sorriso è una delle cose più belle per superare qualsiasi tipo di problema. Mamma si è ammalata a 52 anni di Alzheimer, io ero un chimico, ma iniziai a raccogliere fondi per l'associazione Alzheimer di Monza, dove mi ero trasferito, e da lì è iniziata la mia professione da comico. I miei studi? Sono un perito chimico, lavoravo a Palermo, lavoravo in un laboratorio di ricerche, avevo una carriera avviata, ho iniziato a lavorare a 17 anni, a 22, nonostante io mi trovassi bene, feci una scelta che se dovessi tornare indietro non farei più. Lasciai la mia città per amore e andai al nord dove continuai la mia carriera da chimico. Diventai un esperto ambientale, giravo per l'Europa, per l'Italia e mi occupavo di ambiente. Poi un giorno iniziarono le mie esperienze televisive. Iniziò in una maniera triste perché comunque mamma si era ammalata d'Alzheimer, io volevo fare qualcosa, abitavo in Lombardia, lei risiedeva a Palermo, aveva 52 anni e quindi ho iniziato a raccogliere fondi per l'associazione Alzheimer presente nella mia città. Da lì iniziai a scrivere, a scoprire che si potesse scrivere realmente un pezzo comico e cominciai a sperimentare nei laboratori. Al FLA inizialmente, un laboratorio di una cantina nel centro di Sesto San Giovanni dove c'era il grande Iannacci, c'erano tanti comici come Teresa Mannino, Federico Basso, eravamo tutti lì a provare a testare i nostri pezzi comici. Il mio comico preferito, ce ne sono tantissimi. Vabbè, Danny De Vito sopra tutti. Se parliamo di comici italiani, un comico emergente che mi fa tanto ridere è Migliazza. Un comico qui sono anche amico, mi piace tantissimo quello che ha sempre fatto, è Leonardo Manera. Se dovessi scegliere realmente qualcuno a cui ispirarmi, andrei all'estero, in America. Ma sogni nel cassetto, grazie. Ne abbiamo sempre tanti di sogni. Il mio più grande sogno nel cassetto è quello di poter avere tanta serenità, di poter tornare nella mia città, nella mia Palermo, di poter condividere il mare come normalità e non come un effetto speciale. Continuare a sentire i sapori e i profumi laddove tutto è iniziato, ovvero giù a Palermo, Mondello. Il mio sketch preferito, allora il mio sketch preferito, vabbè, quello che mi ha reso famoso è stato il Vigile Palermitano. Vigile Palermitano era un personaggio che nasce proprio osservando le persone nella nostra città. Avevo un tormentone che bravo, bravo, bravo. Purtroppo questo tormentone è stato prelevato, asportato, utilizzato in un altro sketch. Io lo feci a Zelig circa 22 anni fa, però piacque così tanto che senza dirmi nulla se ne appropriarono altre persone. Però quello rimane uno dei personaggi che più adoro, il vigile palermitano, che non è una presa in giro per i vigili, ma è anche un sottolineare quanto noi palermitani alla guida siamo un po' artisti. Ho altri personaggi, altri sketch che adoro, in coppia con un mio amico, Salvo Spoto,
facevamo GSM, grandi scuole meridionali, insegnavamo a quelle del nord a diventare terrone perché terrone è bello. E poi avevamo un altro sketch che mi piaceva tantissimo, sempre in coppia con Salvo, ed era L'Avvocato, uno sketch ideato da Salvo Spoto che era veramente meraviglioso, meraviglioso. Un avvocato che difendeva uno che cercava di smontare tutte le difese dell'avvocato. Quello mi piaceva tanto. Poi sono legato anche ad altri personaggi miei, perché io comunque all'inizio facevo tanti personaggi, ti è arrivata una mail a Colorado, ho fatto anche il narcocomico, che era un comico narcolettico, quello mi piaceva, lo chef cinese, ne ho fatti diversi, poi in TV approdano soltanto alcune cose che sono utili alla trasmissione. Vorrei veramente salutare tantissimo tutti i follower di Sicilianaria. Ciao a tutti e seguiteci sempre. Viva la Sicilia, ovunque, anche se non siamo in Sicilia, viva la Sicilia, una terra meravigliosa, una terra piena di improvvisatori e di persone che hanno la teatralità all'interno dell'anima. Sorridete sempre, sempre, sempre. Ciao, ciao da Francesco Rizzuto